Bene, ce l'abbiamo fatta insieme a Daniel Basso, ad una squadra di ragazzi straordinari, di volontari, di militanti, di veneti che hanno capito l'importanza di portare avanti un progetto di autogoverno in questo territorio, ma con i piedi per terra, con una visione ben precisa, con una professionalità anche molto spiccata e poi direi con un'organizzazione straordinaria. Daniel è stato il regista, Daniel Basso, il regista di un'iniziativa elettorale senza precedenti. Abbiamo superato i marosi e gli ostacoli pesantissimi di una campagna elettorale iniziata nell'incertezza, nel dubbio, con difficoltà enormi, però la nostra volontà, la nostra determinazione, la nostra visione, la nostra voglia di dare risposte concrete a questo territorio non poteva mancare e quindi ci siamo messi insieme, ripeto, abbiamo avuto di tutto e di più intorno a noi, grande impegno ma soprattutto grande gioia da parte di chi ha lavorato gratuitamente, in modo disinteressato, con passione per un mese e mezzo di corsa, per dire ai veneti ci siamo, si può fare qualcosa. Daniel, diglielo a te cosa abbiamo fatto. In realtà il risultato di questa notte è stato frutto sicuramente della passione, dell'impegno e della determinazione. Indipendenza Veneta ha iniziato il suo percorso 13 anni fa. In 13 anni di battaglie abbiamo dovuto affrontare numerosi momenti difficili, ma con perseveranza siamo andati avanti, abbiamo lottato per un ideale forte in cui noi crediamo tantissimo e finalmente ieri è arrivata la soddisfazione, il coronamento di un lungo percorso. Questa è stata non solo però la vittoria della passione e dell'impegno, è stata anche la vittoria del territorio, perché le istituzioni regionali, l'ho già detto anche in altre occasioni, devono essere presenti e devono essere vicine al territorio. Con Alessio abbiamo fatto un lavoro, soprattutto nell'ultimo periodo, molto incentrato in quelli che sono i nostri comuni del Milanese, i comuni dove noi operiamo, dove Alessio sta operando e il risultato è arrivato forte proprio dalle nostre comunità. Possiamo dire una cosa, in particolare due comunità dobbiamo ringraziare, quella di Noale, dove io sono nato e vivo, e quella di Santa Maria di Sala, dove opera come vice sindaco Daniel Basso. Abbiamo unito due comunità in un obiettivo, sperando di allargare, perché tutto il territorio veneziano e veneto ha bisogno di alleanze, di intese, che i territori si parlino, scelgano la soluzione migliore per portarla avanti con determinazione. Quindi adesso abbiamo un qualcosa in più, l'alleanza tra il territorio noalese e salese, perché il Veneto ha bisogno di questo, ha bisogno di risposte concrete, quotidiane, e in regione io mi auguro di poter essere di questi territori il referente sia per, ripeto, Santa Maria di Sala, sia per Noale, sia per tutto il milanese e veneziano, perché Venezia stessa vive un momento di decadenza, di difficoltà e noi saremo per tutto questo territorio a disposizione. Questo è il ruolo di chi ricopre un incarico istituzionale, con responsabilità. La nostra parola d'ordine è responsabilità e pronti a rispondere. Io concludo soltanto congratulandomi con il nostro presidente Alberto Stefani, che ha fatto un risultato straordinario, e con il nostro grandissimo Alessio, che è stato davvero un fuoriclasse. Grazie a te e grazie a chi ci ha votato, quasi 1500 persone, quelli meritano il nostro ringraziamento, e tutti quelli che non abbiamo citato perché ci metteremmo tantissimo tempo, ma li conosciamo e faremo una festa assieme a loro. Viva il Veneto, viva la nostra energia e viva l'impegno per dare al Veneto quello che il Veneto si merita. E viva Alessio Morosini. Grazie.